Ciao Tiri. Ciao Tiri. Ciao Tiri. Le giornate canfia su ant le piazze empini ed un bel sogno. Buenos Aires querido, la sana in cassa grina col porteño tocche. Saranno le gioiere e Puerto Madero ar portete al medì, sempre in cerca d'un sogno che mendicle del tempo casadur di ricordo. Buenos Aires ti torna cantè la milonga d'un tempo vagabond, e coito va pur bianc ed una vita fioria zura un palo borraccio. Che parpeie per due a cerchento suris ant le contrat San Telmo, e la pieva d'ottober arneghe primavera ar lunghi molu del port. Le giornate canfia su ant le piazze empini ed un bel sogno. Buenos Aires querido, la sana in cassa grina col porteño tocche. Saranno le gioiere e Puerto Madero ar portete al medì. Se va la chacarera. Quiero medir el mundo con la mirada, medir las desigualdades y la esperanza.
oírla en tu oído, su tierno canto, y decirte con ella, te quiero tanto. Quisiera ser la boca de tu guitarra, que sabe decir todo lo que te callas. Quisiera ser la caja de tu guitarra para poder sentirme a vos pegada, para tener las penas que en ella deja y volcar en tu canto mi dulce queja. Quisiera ser la caja de tu guitarra para poder sentirme a vos pegada. por tus dedos lloran y cantan. Al igual que en mis ojos con tu mirada sembraste una semilla de amor en mi alma. Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra pulsadas por tus dedos, lloran y cantan. Quisiera ser las cintas de tu guitarra que parecen retazos de cielo en calma. Se estremecen y tiemblan como... ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Vamos a ir a la segunda. Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí con las chicas. Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra pulsadas por tus dedos, lloran y cantan. Al igual que en mis ojos con tu mirada sembraste una semilla de amor en mi alma. Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra pulsadas por tus dedos, Lloran y cantan. Quisiera ser las cintas de tu guitarra que parecen retazos de cielo en calma. se estremecen y tiemblan como se tiemblan. Al rozarlas tu mano sin darse cuenta, quisiera ser las cintas de tu guitarra que parecen retazos de cielo en calma.
direte pure a lesbe, hanno messaggi che per me è molto più importante. Qualunque sia la vostra lingua d'origine, che sia piemontese, d'origine in tal senso alle vostre famiglie, no? Che l'hanno preceduto, che sia il piemontese, che sia il lombardo, il portoghese, lo spagnolo, se in qualsiasi lingua, il marchisano e via forte, gli altri cercate a parlare questa lingua, anche ma poche parole, ma tenla viva. Chi sia è a capo, chi sia in vacanza, fa la sorte da tua stanza, fa carsù la nostra lingua, che le bella alle fiamenga. Merci, grazie a tutti. Cuando llega el verano y el sol sale a calentar, y en los campos de mi pueblo el trigo madurará. Para el tiempo de la siembra se oye rugir el tractor, son los nietos de los gringos, aquel que a mano sembró, y el paisaje de mi tierra de verde yo lo vistió. Si en enero o en febrero a lo que quiere llegar, con alegría, baña cauna y mucho más, en la fiesta piamontesa que es la fiesta nacional, en la fiesta piamontesa que es la fiesta nacional. Para el tiempo de la siembra se oye rugir el tractor, son los nietos de los gringos, aquel que a mano sembró, y el paisaje de mi tierra de verde yo lo vistió. Si en enero o en febrero sedienta, al rozarlas tu mano sin darse cuenta, quisiera ser las cintas de tu guitarra que parecen retazos de cielo en calma.
así cargada, se juntan los zapaceros. Aquí se acaba la jota, jota de las patronales, como las que hay en mi tierra, no ha de haber otras iguales. Suonai la fruia, se no suonai il violin dalla sera alla mattina. Guarda ben, mi son gianduia, gira, gira la manuia, passo gli anni, passa il tempo, ma mia panza mai a svemp. Guarda ben, mi son gianduia, son pa folme garibuia, si tacca è già comutta, e lupana bella fiotta. Guarda ben, mi son gianduia, buon umor, tanta allegria, ma mi stag tenilo a mente dalla parte della povera gente. Guarda ben, mi son gianduia, bianche e russe con la duia, col capello e col queen, sempre pronti a fe ninchin, e me ninchin lo faccio a voi altri. Bueno, cortando la cebolla para la pizza de esta noche. En el gran evento del baile de nuestros queridos amigos y conterráneos piamonteses. Salute. Salud. Che compensa ampiamente la stanchezza, perché insomma di chilometri ne abbiamo macinati sia con l'aereo che con il collettivo, con il pullman, è il fatto di trovare l'amicizia, l'accoglienza, ma anche la primavera, perché noi abbiamo lasciato
in Piemonte e a Torino l'autunno e troviamo qua le piante con i germogli, le foglioline verdi e i fiori azzurri. E questo è Saccoccia, una paia del Portogallo, ancora che aperta Ivrea. Poi le prime fonte, Marizza e Wanda, le sere, avevano da bene Vagena. Andrea del paese di Purù, ad Alberto da Cusano e poi una bella curia, Rinaldo da Cipasi, che assume l'organiere e Bea da Cormier, che fa Bugei. Poi una lista lunga, Carla, Giovanni, Rosella e Sandra, Cristina, Emanuela e Mario, Piero, Palma, Mauro e Sara e Giorgio, il piccitino. Tutti avevano da Torino. Arroyito campesino, quisiera que le llevaras sobre tus aguas tranquilas mi corazón y mis ansias. Hay quien pudiera, Arroyito, mirarse en sus ojos negros, donde la esperanza vive durmiendo, siempre durmiendo. Cuando se encuentre la noche, estrellas en la nada y esté plateando la luna a la dormida montaña. Tú y yo iremos, Arroyito, a darle una serenata a esa que causa. Ana. Il cognome? Panero. 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 E da dove arrivi voi? Mi abuelo la parte Cuneo, Cavalier Maggiore. Cavalier Maggiore. E tuo nonno quando arriva sì, cosa faceva? Travagliava la terra? Travagliava la terra. Anche tuo papà? Sì. Sì. Però mio papà l'ha nato sì. Ecco, tuo papà è già nato sì. E tuo nonno come le arrivassi? Con il barco o con la nave? Con il barco. Sì. Arriva con il barco. Sì. E vari giorni alla Bitaia venga? Oh, sì. Ma sarà un meisotto? Capace che sì. Un meisotto. E travagliava la terra e cosa la via per spostarsi? Cavalli? La gloria è tu. A esa que causa mis penas, a esa que es dueña de mi alma, a esa que causa mis penas, a esa que es dueña de mi alma. Piemontes,
cantela, tutto insieme senza incanto. Yo sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor y que tu boca no ríe como antes lo hacía con el corazón, que por las noches te vieron solo camino del arenal junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecín. Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecín. Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz mientras pasa la ronda de... Gabriel. Don Gabriel è salesiano? No, diocesano, secolare. E dove l'ha studiato? Mi lei studia in Rosario. A Rosario, ahí il convento? Ahí è un convento. Ahí è 2 o 3, però mi l'hanno andati a belle lì. E da vari anni che lì sì? Da accanto al Rio. Sì, lei Rio Paraná. Rio Paraná. E da vari anni a lei che c'è la parrocchia? In Belesia sono un mese. Da poco. Sono Belesia che conosco un po'. Bravo. Grazie. E saluti a tutti gli italiani. Va bene, i piemontesi anche, mi raccomando. Piemontesi, chi a lui parla mag la festa, chi a lui parla con al cœur, chi a lui parla con la testa, chi che gli piace e chi gli fa cœur. E anche qui lì. Chi a lui parla con una bestia, mentre che gli passa la rascia, d'una o lesta, chi che parte o chi che resta, chi a lui parla ma qui c'è, chi a lui parla con son sé, chi a lui parla con sua magna, mentre sveglia la cavagna, chi a lui parla con una donna, e la umà con sua madonna, chi a lui parla e chi a lui scrive, chi cui morto e chi cui vivo, chi a lui subbia, chi a lui canta, chi a svergogna e chi a snavanta, chi ha 30 anni, chi ha 90, chi a lui parla nella pianta, chi a lui scrive proprio da ben, per la bella madamina, chi a lui scrive facendo di buru, chi a lui parla a cui capiuru, chi al paese e chi a Turin, chi alla sera o la mattina, per buon'ora, cui come me, cui come voi. A lui parlo, veit e di. Bajo de la sombra de un gran cupecín. Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz mientras pasa la ronda de mi juventud. La primavera brotaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar, te doy mi amor. La giornata oggi con voi. Fino il tempo fa a te, quando è tempo, certo. Come è stato questo viaggio? Una catena. Scusa. Le città dove siete stati ci hanno accolti come dei fratelli, di più. Neanche da Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz, con clavelinas y con claveluz, con clavelinas y con claveluz. por el camino de
es el presidente de FAPA, que es la asociación gestora de la venida de este grupo cultural. Hace más de 1 año y medio empezamos a hablar con los hermanos Dona. Y por las noches te vieron triste, camino del arenal, junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecín. Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecín. Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz, mientras pasa la ronda de mi juventud. La primavera brotaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar. Te doy mi amor cruceño, no me olvides más. Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz, con clavelinas y con claveluz, con clavelinas y con claveluz, con clavelinas y con claveluz. Però certe volte i telefonin fan d'errore, perché scrivo l'occa velulur e non l'occa velitino, perché noi lo chiamiamo in Italia al T9, ecco, curetura sarebbe, no? E quindi così Avuria mandè alla sua murusa tanti besos, invece da scrivere la B, al telefonino la scrive la P. E allora alla là le giù pesos. Allora senti come le dai da te. Anna Bruna Gugnina, che sta giù in Argentina, era ancora più name, su piame una caplina. Lei conosceva a Cordoba, tangava Anna Milonga, ma dopo mi son partita, mi aspettavo a Tonga. Sentia la nostalgia, a cula bella cita. Manda un WhatsApp, pa mal, sbaglia Mac inizial. Vorria mandare Bezos, vorria mandare Nesent, era innamorame col cœur e con la mente. Invece che una B, lei scrive una P, più via un po' da stravente, la risponde me. Sent, a una servo pizza in mila e tutti antai da sent. Per pizza in 1000 pesos annuncio a tutti, all'Eros, Basin, Care, Pussiot, convinsi a to Pussot, basta tanti poco per perdere amore e toc. Lei conosceva a Cordova, su piame una caplina, per colpa del dineo, son sic ingrato io.
sempre faita al muradur, le gitane dal ciman, su mai fame troppa sgnur, mai telù le bangan man. Des tutun al make-up, mastre, la lasciamo in mezzo alla strada. Convenengi det pilastre, le caneve a svendu pa. Mia gugnina, per bonheur, so travaglio per drapà, alle magistra elementar e alla scuola si tacca. E parei, ti rumanans chi la scuola e mintecà, fin dal meis niente d'avance, so stipendi a basta pa. Giro anca con i patin, ti fittenen dan basin a mezzanotte, sai la luna? No, ti fittenen. Perché la luna a mezzanotte podria sempre fete innamorare. Ti fittenen da stelle galiote, cambito a vorrei se bin, mezzanotte per fe l'amor, mezzanotte per fe zunbei, per fe et castei. Ma come farai senza l'amor? Ma come farai senza i basin? Come farai a nen fe mettente? Lunga ti, no varmenen, lunga ti, curiosa nen, lunga ti, fanen la sentinela. Min castei l'ancel a parla me cœur, min castei l'ancel a parla d'amor, min castei l'ancel a sarà la mia stella. Mezzanotte per fe l'amor, mezzanotte per fe bei sogni, per fe et castei. Dan basin a mezzanotte, sai la luna? No, ti fittenen. Perché la luna a mezzanotte aries sempre a fete innamorare. No, fittenen da stelle galiote, canvito a vorrei se bin, mezzanotte, per vorrei bin, mezzanotte per fe zunbei, per fe et castei.
ancora i conservuma la voce di nostri cieli. Le cunte che han cuntato le grandi arate al feu, le plöie e turtigai spattiate al putagè, perfum dal vento e dal buon vin camussa, amparlo i nostri vei, con loro ancor parluma, son loro le nostre reise, son loro le nostre voci, ancora i conservuma le voci di nostri cieli. Nieti piemontesi che stuman in Argentina, ancora i conservuma la voce di nostri cieli. Muchas veces la playa por prisión. Los pájaros marinos forman tropas voladoras sobre la mar, huyen los peces de su aletear. Una barquilla que muy suave sobre el agua entre la red, recogen sus peroles y al fin terminan de pescar. Los pájaros marinos forman tropas voladoras sobre la mar, huyen los peces de su aletear. Una barquilla que muy suave sobre el agua entre la red, recogen sus peroles y al fin terminan de pescar. Siamo in diretta dall'aeroporto internazionale di Buenos Aires, tra l'altro un nome difficilissimo da pronunciare e quindi evito, più o meno così, evito di cimentarmi in questa cosa. Siete appena arrivate oppure siete qua? Ah, ecco, quindi è un'attesa, a giudicare dal vostro aspetto vi vedo molto rilassate. Certo. Ecco, poi i prezzi mi pare che siano molto vantaggiosi, ho visto, ecco qui. Ecco, quindi non... Abbiamo comprato parecchie cose a dei prezzi veramente abbordabilissimi. Bene. Quindi insomma l'ha considerata un'esperienza positiva. Certo. Questi primi 5 ore e mezza così trascorse all'aeroporto sono volate, sì, ne abbiamo solo più 2 e mezza e poi avremo l'imbarco, però bisogna rassegnarsi. Complimenti. Bene, allora buon proseguimento, arrivederci, buongiorno, prego. Sono qui a tu per tu con un altro passeggero, lei sta per imbarcarsi su un aereo dell'Iberia, se non erro. Ecco, ed è qui da parecchio tempo. Quindi non ha sentito, diciamo, la fatica dell'attesa perché è sempre stato seduto. Ma no. Ecco, infatti la vedo bello florido, bello contento. Bene, quindi un'esperienza che lei ripeterebbe assolutamente. Quante ore deve ancora attendere prima di imbarcarsi? 2, però, ripeto, se fossi in grado e potessi rifarlo vorrei fare almeno 12 ore. Benissimo, d'accordo. La saluto molto, buon viaggio. Siamo qui all'aeroporto internazionale di Buenos Aires e con lei sta per imbarcarsi su qualche aereo? Sì, sull'aereo per Madrid che poi mi porterà da Madrid in Italia. Ah, benissimo, probabilmente anche lei fa parte di questo gruppo che si è esibito nella Pampa Gringa. No, ecco, vedo che tiene le distanze, tiene le distanze. C'è qualche problema particolare oppure è proprio una questione di principio la sua? Ma sa, è che
mi sono in piemontese. Ah, capito. Alla fai finta di essere in piemontese, ecco, però poi alla fine è venuta fuori a gara la verità. È lì il problema. Ma una domanda Sì. e poi dopo Saruma, perché Sì. purtroppo i tempi televisivi sono molto ben corti. Ecco, Candisa, lei è contento di attendere qui, diciamo, da qualche oretta? Penso... Il Unfet, tutti questi 15 giorni li ho fatti per venire stasera qui Lo ad credo. aspettare 12 ore. Quindi questo è diciamo l'aspetto stato clou, tutto un ecco, preludio diciamo per arrivare di questo. al culmine. Benissimo, complimenti. Congratulazioni anche per il successo e per aver ottenuto quello che lei davvero aveva in mente. Buona serata, buonasera. Ecco, io qui vedo seduto su questo sedile un giovane Virgulto. Ecco, anche lei fa parte del gruppo che si è esibito qui in Argentina? Sì, ecco. E perché si trova in questo momento all'aeroporto? Per prendere il volo Iberia per Madrid. Ah, ecco, che sarà imminente, presumo. Sì, solo più un paio d'ore. Ah, ecco, ho capito. Ed è molto che qui che attende? No, sono arrivato da poco. È arrivato da quante ore? 5-6 ore. Ah, sì, certo, quindi diciamo una quisquiglia. Congratulazioni e complimenti per la presenza di un ragazzo così giovane in un gruppo che ha avuto, mi dicono, un successo strepitoso, quindi le auguro, e lo do del lei anche per rispetto, perché insomma lei è una celebrità ormai, di continuare su questa strada che le darà molte soddisfazioni. Arrivederci, buona attesa, buona attesa. Francês americano e pochi a conosco parole in italiano, ma ognuno di noi per bonarla desmentia. Ecco, e conosci qua i proverbi? Sì, me pare de sia sempre. E a lei per cavarla marda in bocca. Ah, ecco. Con Eiti sono contento che voi se arriva all'Argentina, a nostra pampa gringa. Tante grazie per tutto, e per la vostra allegria, per tutto. Tanti saluti da Ana Panero. Bueno, muchas gracias por tu saludo. Espero que hayan pasado una excelente estadía en este país, en nuestro país y en su país. Perché da piccola ho studiato la lingua italiana e oggi mi dedico a insegnare un po' questa lingua qua nella mia città ai piccoli, ai bambini, adolescenti, adulti. La zona è quasi 1000 metri, hai un bivio, un incrocio, ecco. Un incrocio, una strada. Sì. Per fare la combinazione. Ecco, e sono campi solitamente di che cosa attualmente? Molti vedo che sono praticamente non più coltivati. Questo dipende dal fatto che piove poco? Sì, esattamente, però questi campi, questa zona, tutti sono di grani, di carni, del latte, sono campi adeguati per tutta la produzione. Che andiamo a Turin, torna ad andare l'anno prossimo e sarai bene lì con voi Haiti. Ma voi Haiti, quando venga all'Argentina, nostra qua, è sempre tu guarda perché vieni torna a Spassisè. Oggi noi abbiamo veramente un legame fortissimo che vi porta avanti tutti i giorni. Siamo felici di portare la bandiera del Piemonte nel cuore e ogni volta che sentiamo la parola Italia o la parola Piemonte sentiamo che il cuore esplode di felicità. Mi sono il padre da Alejandra. Bueno, tanto piacere e già non mi trovo essere volta. Ciao. O ancora il Magun, come dicevano i nostri nonni, per la partenza di tutti voi. Hanno lasciato in nostra città un ricordo che veramente resterà per sempre nel nostro cuore.
alla vista proprio in piacere conoscersi e da vista insieme magari apprendere. Mia sono un paese cheat in mezzo alla pampa gringa che si chiama Silvio Pellico. Nel 1944 sono un amico, che aveva già un fratello che aveva nato nel 1936 e dopo che la finì la guerra, che era incamminato, mi venuto per passare la guerra sì, mi venuto bene e era cominciata la mia mamma. Diciamo che la maggioranza noi siamo d'origine piemontese e argentina. L'uomo mesciasse abbastanza bene, sì. Mia famiglia si chiama Alvarez, che è ben spagnola e criolla, e mi sono proprio piemontese da tutte le